Ciao, Fabio Lalli, amministratore di eQui, una società italiana che si occupa di sviluppo applicazioni mobile e comunicazione online. Ecco, quanta parte dell'economia oggi passa attraverso il cellulare? Il tema della domanda del quanta parte passa al cellulare è quanta parte non passa ormai dal cellulare. Ormai lo smartphone è uno dei veicoli principali di interazione. Da quando ci svegliamo la mattina, mettiamo la sveglia che non è più sull'oggetto fisico ma dentro lo smartphone, a quando la utilizziamo per l'interazione con la banca, con altri utenti, per gli acquisti online, per le informazioni di prossimità come appunto la pizzeria, il ristorante o un luogo dove andare a fare shopping, fino a interazioni di vita quotidiana, dal momento in cui scegliamo di condividere informazioni fino a quando configuriamo la stufa di casa e predisponiamo il clima del nostro appartamento. Perché ti ho detto questo rispetto alla domanda sul business e quanto passa da lì? Per dirti appunto tutto, perché in tutte queste interazioni c'è un qualcuno che fruisce di un'informazione e qualcuno che mette a disposizione un'informazione e quindi di fatto sta generando un'opportunità di business, una transazione, un revenue da qualche parte. Un consiglio per un imprenditore che vuole appunto potenziare sui mobile? Intanto un consiglio è non sottovalutare il mobile, l'altro consiglio è non sopravvalutare il mobile. Nel senso, oggi le tecnologie smartphone, cioè lo smartphone, le tecnologie limitrofe sono un'opportunità che va calibrata correttamente all'interno di una strategia. Oggi pensare a un'applicazione mobile a sé stante non ha senso, così come non aveva senso un progetto di un sito internet senza una comunicazione intorno, così come non ha senso un negozio fisico in una via senza un'insegna, senza una comunicazione, senza i cartelloni stradali. Il mobile è un elemento di connessione, di touch point con gli utenti, visto che sta infilato nelle tasche di tutti quanti. Allo stesso tempo però non bisogna pensare che sia semplicissimo creare delle opportunità e far business con il mobile. C'è bisogno di tempo, c'è bisogno di studio, c'è bisogno di capire correttamente i comportamenti degli utenti e come quello che vogliamo andare a sviluppare può cambiare l'esperienza dell'utente in meglio, tanto da portarlo poi a un'interazione, a un acquisto o alla scelta di un prodotto.